Eder. Mac. Pallister. Sulla vicenda della morte di mia sorella sono ormai molto confuso anche io, ma sono sicuro che Sebastiano sappia cosa è successo. Io sono certo che non si sia suicidata. Non lo avrebbe mai fatto. Io mi aspetto che finalmente esca la verità, anche se non sono contento che il corpo di mia sorella venga nuovamente riesumato. Non mi va che sia nuovamente messa sul tavolo dell'obitorio e di nuovo sottoposta ad esame. Non voglio che venga manipolata ulteriormente. Mi solleva però l'idea che questi esami siano necessari per arrivare alla verità. Da questo nuovo inizio mi aspetto di capire cosa è effettivamente successo. So che la dottoressa Cattaneo è bravissima. So che è riuscita a ricostruire dopo molto tempo l'identità di persone morte in mare durante tragici naufragi. Io mi auguro che lei riesca finalmente a spiegarci cosa è accaduto a Lily. Ci sono tanti punti che non tornano. Certo. Io avevo già chiesto che la salma venisse riesumata, ma chi ha indagato inizialmente ha agito come se già sapesse di essere davanti a un suicidio. Non è stata considerata nessuna altra ipotesi, quando il corpo di mia sorella è stato ritrovato. Chi indagava aveva solo l'interesse di capire se quel cadavere fosse o meno quello di Liliana per poterlo comunicare ai giornalisti che aspettavano la notizia. Volevano la certezza di avere un nome, ma davano per scontato che il suo fosse un suicidio. Il marito sa qualcosa, non so se sia stato lui l'esecutore, ma credo che conosca i dettagli di quello che le è successo, perché se così non fosse, non avrebbe fornito versioni così discordanti tra loro sulle ultime ore prima che mia sorella sparisse. Lui mi disse che le cose con mia sorella andavano bene, che anche prima della sua scomparsa lei era serena. Gli chiesi se avevano litigato prima che lei si allontanasse da casa. Lui mi rispose di no. Mi ha raccontato che la mattina del 14 dicembre lei gli aveva preparato la colazione come sempre e che poi era uscita senza più tornare a casa. A una televisione locale ha invece raccontato di recente di averla sentita piangere nel letto la notte prima della scomparsa, perché non le ha chiesto cosa non andasse. Se tua moglie piange durante la notte, la prima cosa che dovresti fare normalmente è voltarti verso di lei per chiederle cosa la turba. Con lui non ci siamo più sentiti da allora. Io spero davvero di essere riascoltato in procura. Chiaramente la mia versione dei fatti non cambia, ma sono disponibile e mi piacerebbe molto essere risentito. Vorrei avere modo di soffermarmi su dettagli prima ignorati o passati inosservati. Finché posso farò tutto quello che può essere utile. Il sostituto procuratore della Repubblica, dottore professoressa Maddalena Kercia, titolare del relativo procedimento, ha disposto con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile il conferimento, ad un collegio di consulenti, dell'incarico di riesumazione della salma della signora Liliana Resinovic, che la consulente Cristina Cattaneo ha segnalato come opportuna. Con la riesumazione della salma di Liliana, spero si possa arrivare alla verità, anche se è una cosa dolorosa. Una richiesta in tal senso l'avevo già avanzata, prima della richiesta di archiviazione del caso, e sono contento che il giudice abbia accolto la nostra istanza. E in un momento doloroso io finché riuscirò, mi basta una possibilità, non mi fermo. Io voglio sapere cosa è successo a Liliana. Per me è importante che il corpo di Liliana possa dare delle risposte, perciò non mi oppongo alla riesumazione. Spero che la dottoressa Cattaneo, consulente della Procura di Trieste, possa avere delle risposte. Dopodiché, io aspetto il nulla osta per cremare Liliana. Questo è quello che interessa di più a me. Questo è quello che interessa di più a me. Questo è quello che interessa di più a me. Cremare Liliana. Questo è quello che interessa di più a me. Era un momento doloroso, ma siccome è da mesi che ne parliamo, sono preparato, e poi il 5 gennaio saranno 2 anni dal ritrovamento di Liliana, che comunque è un dolore immenso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.